Un altro tassello importante è uno dei più grossi produttori mondiali di pesca e ha deciso di seguire anche il vostro know-how. Sì, è venuto qui, prima è stato a Roma il ministro somalo, ha fatto degli incontri istituzionali proprio a livello di governo centrale e adesso è in visita nella nostra città perché ovviamente ha saputo che a Chioggia c'è la prima flotta peschereccia d'Italia, c'è un porto, c'è la flotta peschereccia appunto presente, a pescatori che hanno ovviamente anni, generazioni di esperienza e quindi è venuto in visita da noi per intrecciare anche di futuri rapporti commerciali ma anche un supporto dal punto di vista tecnico, ecco, da parte dei nostri pescatori. Ecco, è un grosso produttore, forse il più grosso produttore perlomeno dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Atlantico. E già collaborano i pescatori e il commercio qua a Chioggia con la Somalia? No, io adesso non ho notizia di questa collaborazione, però loro stanno cercando a livello proprio istituzionale, a livello di governi, di avere un aiuto da parte del governo nazionale italiano per ripartire appunto con i dialoghi, con i rapporti anche commerciali e di parlare anche ovviamente di pesca con l'Italia e che l'Italia sia il governo che fa da tramite per aiutare la Somalia a esportare anche il prodotto ovviamente che loro hanno in abbondanza, ecco, il prodotto ovviamente ittico, e si parlava appunto prima che loro devono chiaramente rispettare delle regole rigide, ferree in tema di alimentazione, no? E quindi stanno chiedendo appunto l'aiuto anche all'Italia affinché loro possano rispettare quello che anche l'Europa prevede e chiede, insomma.